Nell'oscurità di un sabato mattina ti volevo un attimo parlare di questo invece della vagina. Il gatto! Il gatto! Hai visto il gatto? È il gatto! È il gatto! Quello nero solito, vedi? Quello. Sì, sì, sì. Non va bene che passi vivo così, eh? No. Ah, quel gatto. Ma gatto a parte, volevo renderti partecipe di questo esperimento con questo pulisciniettori della Bardal. Sì, stavolta gli ha messo anche la cannuccia, se no era bestemmia forte. Oh, ti affronta proprio quel gatto, hai visto? Se ti passa proprio davanti. Guarda che roba. Sta venendo qua. Oh, il gatto! Ah! Ho sempre avuto in passato bruttissime esperienze, cioè brutte esperienze con questi, no, pulisciniettori, questi, come si dice, additivi, in quanto alla fine non facciamo mai un cacchio, ok? Quindi era una sorta di manza che regalavi così alle aziende in cambio di acqua, di fuffa. Ma a parte ciò, diciamo che come hai potuto vedere nei video vecchi, sono rimasto particolarmente soddisfatto dal bar dal Top Diesel, che dovrebbe essere una sorta di additivo e anche puliscinettori, un po' tutto. E allora ho voluto provare questo qui, sempre della Bardal, che è dedicato alla pulizia degli iniettori. Ovviamente, prima di comprare ste robe, anche perché insomma costa un disastro, costa più di 20 euro, cioè, no, cos'è, mezzo litro, porca miseria. Ho reputato più che intelligente, ovvio, controllare le recensioni, ok? Perché insomma buttare via 20 euro così per il cacchio la prenderai come un insulto alla mia intelligenza, capisci? Allora, indagando un po', c'è chi ovviamente grida al miracolo e chi invece dice sì, ok, sento delle prestazioni leggermente superiori. Allora, io non sono un meccanico, però deduco che questi pulisciniettori, ok, facciano un po' il miracolo nei motori vecchi, ok? Magari nei motori che per tanti anni sono stati magari un po' fermi, tipo Pullman, piuttosto che hanno usato gasoli sporchi, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno ha l'auto nuova e compra un pulisci iniettori, che cazzo di beneficio vuoi avere, porca miseria? Cioè al massimo te li preserva, ok? Ma cosa vuoi pulire se è nuova? Ok? Pertanto ho reputato carino come regalo di Natale per Pulmin regalargli questo, considerato che Pulmin è nato nel novembre del 98 e prima del mio acquisto 3 anni fa, 4 circa 3, è stato fermo altrettanti 3-4 anni, hai capito? Per quello poi pulendolo ho preso un sacco di malattie, sono stato ricoverato in ospedale, eccetera, eccetera. Quindi insomma è un regalo che gli faccio volentieri. Bisognerebbe farlo ogni 5.000 km, ma io credo che l'importante sia fare la prima botta. Solitamente con... perché non mi dimentico sempre questa parola CPS, che non è una parola strana. Come si chiamano? Ah, gli additivi, sì, scusa. Sì, sì, va bene, dai, sta buono. Solitamente con gli additivi tu devi fare prima entrare in circolo il prodotto, no? Il quale magari disgrega tutte le sporcizie, eccetera, per un tot di chilometri. Faccio ad esempio il bar dal Top Diesel, con il quale io facevo circa 10 chilometri. Dopodiché mi mettevo tipo non al minimo, ma quasi in coppia in seconda e lì ci davo a tavoletta al massimo e facevo seconda, terza e quarta. Non ti dico con la seconda e la terza i chilometri di fumo che c'erano dietro. Questo con Scarosso. La prima volta è stato provato con Scarosso. Scarosso non fumava, ma dopo quel pulisci strafanti lì veramente ha fattaccia che non c'era nessuno, se no mi beccavo anche una denuncia, ma penale anche a quel fumeron che ha fatto. Vabbè, dai, ti farò sapere, colgo l'occasione di metterlo adesso. Ah, ecco, appunto, se magari non è una marchetta, non mi paga la Bardal. Se magari vuoi farlo anche tu, vuoi provare anche tu, ti dico già, ti risparmio la fatica che la proporzione ideale, dopo aver letto tutte, parte le recensioni, ma anche la scheda tecnica del prodotto e i consigli, eccetera, eccetera, è di fare tutto questo flaconcino con 20 litri di gasolio. Però non è che poi non so,
consumi 10 litri di gasolio e fai a gasolio ancora, no, butteresti, vanificheresti un po' il tutto, quindi finisci proprio quel gasolio e dopo puoi rifare gasolio, hai capito? Non so se anche con questo vale la regola di fare i 10 km e poi accelerare a fondo scala su un paio di marce. Io lo farò lo stesso per sicurezza. Sì, CP, in centro coi gatti e invece sì, fimo Carmageddon. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you. See, when you're gone, I'll still be bloody Mary. We are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I wait on mountain tops in Paris, going to Maria to search